E vai, vai, e vai! Ma buonasera a tutti amici, da Napoli all'87 e forza Napoli, Sassa Famaron! E mamma mia, un po' di ciorta se n'è andata, meno male, perché proprio ci stava attaccato un gol. Vai giù, si torna a vincere dopo quasi 3 mesi al San Paolo, era dal 20 ottobre che non vincevamo una partita e oggi in Coppa Italia contro il Perugia abbiamo vinto per 2-0. Bene il primo tempo perché nel Napoli ha creato tantissimo, anche se i due gol sono avvenuti sul calcio di rigore, tutte e due di Insigne, però voglio, nel primo tempo avevamo creato due palle gol di Manolas, una che piglia la traversa, un'altra, cioè non so come si fanno a sbagliare i gol, vabbè. Un tiro da fuori area di Fabio Arruz, l'altro tiro di Insigne. Ha creato tanto e non è riuscito a buttarlo in rete. I gol avvengono dai calci di rigore, dove uno da parte di Lozano, fallo su Lozano, e un altro di mano del Perugia, sempre toccata di mano da un difensore del Perugia. Diciamo uno un po' dubbio, però fatto sta che l'arbitro ce li dà e il Napoli li sigla tutte e due. Il Perugia nel secondo tempo ha fatto un'ottima partita, però alla fine il Napoli nel finale di partita con Elmas ha avuto l'occasione di portarsi sul 3-0, una doppia occasione di Elmas. Niente, poi è entrato anche Dembe che si è messo a disposizione, Voglio ha fatto anche lui una buona partita quando è entrato, a gestire il pallone, a fare scambi con Zelinski, mi è piaciuto anche Dembe quando è entrato. Elmas ha fatto un'ottima partita, per parlare di Elmas. Zelinski, Fabio Ruiz anche mi è piaciuto oggi, all'anno quando è entrato anche lui, tutti bene, voglio, però mi aspettavo qualcosina in più nel secondo tempo, siamo un po' calati, cioè il Napoli nel secondo tempo ha più gestito che ha voluto spingere per fare il terzo gol. Il Perugia ha fatto un'ottima partita per come la giocata e per come ha perso solo su due gol sul calcio di rigore, perché il Perugia se l'è giocata e ha avuto anche lei 2 o 3 palle gol, due dove voglio, facciamo delle imbucate, voglio, non si può vedere. Abbiamo fatto delle imbucate, si vedeva proprio lo spazio dove poteva tirare il Perugia e meno male hanno sbagliato l'ultimo passaggio. Qualche tiro di Falcinelli di testa. Comunque ottimo Perugia, devo fare anche i complimenti al Perugia che nonostante abbia perso, ha perso 2-0 con 2 calci di rigore. Ma il nostro Napoli ha meritato di vincere, il nostro Napoli ha meritato di vincere per quanto costruito nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo gestito, abbiamo portato a casa meritatamente la vittoria. E comunque voglio migliore in campo non saprei dire. Fabio Ruiz ha fatto un'ottima partita, ma anche Llorente, Insigne per i 2 rigori, ma anche lui ha fatto una buona partita. Cioè questi sono i migliori all'anno quando è entrato, cioè tutti mi sono piaciuti. Ancora una volta Zelinski, la difesa che si è comportata molto bene. E mi sono dimenticato Ospina che parucaccia di cura al Perugia su un erroraccio di sai di braccio che proprio sta, non lo so, sta facendo il portiere volante, sta facendo lui il portiere. Con il braccio tocca, è vero che tocca prima la gamba, ma proprio voleva pararla, sai, non lo so, si voleva improvvisare portiere. Comunque Ospina si riscatta con questo calcio di rigore e vorrei dare, forse, proprio perché ha parato il calcio di rigore, è migliore in campo Ospina, dato che ci sono tanti che hanno fatto bene, ma lo voglio dare a Ospina per il rigore parato, proprio per il riscatto che ha avuto dopo la brutta prestazione con la Lazio e l'erroraccio che ha fatto, sapete. Voglio, buona la prima di Coppa Italia. La Coppa Italia è un obiettivo importante per noi, dobbiamo puntarla fino in fondo questa, senza snobbarla, e dobbiamo cercarla di vincere perché questa ci garantirebbe l'Europa, l'Europa League, non è la Champions League, ma comunque oggi come oggi il Napoli, come sta giocando in campionato, sarà difficile centrare anche un'Europa League attualmente. Poi chissà, speriamo di no, che magari un miracolo ci porti in Champions League, ma è difficile, molto difficile. È un obiettivo importante per questo Napoli, sia perché vinci un trofeo come la Coppa Italia, comunque metti qualcosa in bacheca, e sia che ti garantisce l'Europa League. Niente, fatemi sapere voi cosa pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napuriello87 e mangiatevi il cioccolatino peruccino, che è buono buono, anzi 2 cioccolatini. Buona serata a tutti amici, da Napoliello87 e forza Napolès.